Sciopero alla Hydro, gli operai, la lotta dura in difesa del lavoro. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sull'edizione del Corriere delle Alpi e che troviamo anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno, ma ecco come dedica spazio a questa notizia il Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 2, l'articolo di Roberto Curto Darugna, vertici sfuggenti, ci dicevano che era tutto a posto. C'è chi ha trascorso 25 anni all'interno della metallurgica ed è vicino alla pensione come Damiano De Carli, e c'è chi, come la giovane Irina Baitsar, arrivata dall'Ucraina, lavora alla Hydro da 6 mesi con un contratto a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre. Il termometro segna -3, ma alle 6 puntuale come annunciato i lavoratori arrivano al presidio, che è andato avanti fino alle 22 per evitare che possano entrare e uscire delle merci dallo stabilimento. Oggi è ancora sciopero in attesa dell'incontro di mercoledì, nel quale la multinazionale, dopo l'annuncio shock di mercoledì, dovrà scoprire le carte e dire cosa ha in mente di fare della fabbrica che più di qualsiasi altro insediamento produttivo si identifica con la storia della città. I sindacalisti Stefano Bona e Mauro Zuglian di CGIL CISL sono presenti insieme a delegati RSU e diversi lavoratori che nell'arco della giornata si sono dati il cambio per garantire la presenza davanti al cancello sbarrato per tutti, compresi alcuni tir carichi di alluminio che vengono rimbalzati e rispediti al mittente. Un bicchiere di tè, un caffè preparato con la moka a disposizione assieme a qualche genere di conforto aiutano a sfidare la giornata rigida, mentre tra gli esercizi pubblici c'è chi, come le ragazze del bar El Cantonete di piazza Trento Trieste, offre in segno della solidarietà e all'insegna del motto tenere duro una bevanda a tutti quelli presenti al presidio, un gesto molto apprezzato. Tra i lavoratori c'è chi è più pessimista e chi nutre ancora delle speranze che qualcosa si possa salvare. Questa è la prima fabbrica di Feltre che ha sostenuto Feltrini e non, dice Damiano De Carli, che lavora nel reparto estrusione. Io sono qui dal 2000 e c'è grande rammarico. Negli anni 80 c'era il laminatoio, c'era un reparto per confezionare lattine, tutto dismesso. Qui si sono alternati americani, svedesi e ora norvegesi che hanno puntato su profili con un valore economico aggiunto. Sembrava la strada giusta, ma basta che calino gli utili e questi colossi non ci pensano due volte e ti mollano. Io sono prossimo alla pensione, mi mancano 3 anni e mi piacerebbe farli qui, ma non so cosa ci aspetta. Il lamonese Stefano Darugna è delegato RSU per la FIOM CGIL, 31 anni, da 7 anni alla Hydro, ha una moglie che lavora saltuariamente come barista e 2 figlie ancora piccole. Da mesi cercavamo di capire che intenzione avesse l'azienda, ma mancava un interlocutore e non avevamo risposte. Certo, la direzione ha sempre avuto parole rassicuranti dicendo che non c'erano problemi, invece i problemi c'erano e come. Alla mia età ci si può adattare ad altre realtà, mentre credo che la situazione sia più difficile per chi è più avanti con gli anni, eppure sono convinto che lo stabilimento si possa salvare perché ha sempre dato. Durante il periodo del Covid abbiamo lavorato tantissimo, poi c'è stato un calo graduale e non veniva presentato alcun piano di investimento. La chiusura va evitata a tutti i costi con la vendita oppure un ridimensionamento. Non posso credere che una realtà come questa possa chiudere i battenti. Irina Baitsar è arrivata in Italia un anno fa, è fuggita dalla guerra assieme al fidanzato, ha un permesso di soggiorno temporaneo che vorrebbe rinnovare con un permesso per motivi lavorativi. Laureata e insegnante in Ucraina, non si è tirata indietro quando 6 mesi fa si è trattato di fare l'operaia alla Hydro. Quando ho fatto il colloquio sapevo poche parole di italiano, ho detto non so parlare ma so lavorare con le mani e sono stata assunta. Qui mi trovo bene con le persone e con il tipo di lavoro, sono tanto dispiaciuta per quello che sta succedendo. Se non mi rinnovano il contratto a fine anno dovrò subito cercare qualcos'altro. E ancora la lamonese Marilena Mastel, di anni ne ha 55 e purtroppo ha già vissuto all'ex Zanuzzi quello che sta succedendo ora alla Hydro. Questi hanno già deciso di chiudere e mi dispiace per i colleghi che sono in metallurgica da tanti anni e si sono sempre impegnati mettendoci cuore, mente e corpo. Non si meritano tutto questo. Io sono qui da 4 anni e non è stato semplice adattarmi a un'altra realtà, a un altro modo di lavorare. E un altro approfondimento del Corriere delle Alpi ci porta nell'amministrazione comunale di Feltre, che si è subito attivata. Fusaro, la sindaca preoccupata, momento difficile per le persone coinvolte, il sindaco davanti ai cancelli. Essere qui era doveroso. Dopo le dichiarazioni forti di mercoledì, ieri l'amministrazione comunale con la sindaco Viviana Fusaro in testa ha battuto un altro colpo presentandosi davanti al cancello della Hydro pressoché al completo per testimoniare
La vicinanza della politica locale ai 120 dipendenti della fabbrica. Giusto così, dice il primo cittadino, avvalliamo in tutto e per tutto la posizione dei sindacati in un quadro che attualmente appare estremamente grave per il futuro dello stabilimento. Da parte mia ribadisco che voglio essere presente insieme all'amministrazione in tutti i futuri passaggi con l'obiettivo di mantenere il sito produttivo attivo e insediato in città. Questa fabbrica, aggiunge il sindaco, è il cuore della città e in un momento in cui i lavoratori e le famiglie non vedono prospettive è fondamentale che sentano la vicinanza delle istituzioni anche dal punto di vista umano. Il 10 ottobre in Consiglio Comunale l'azienda aveva chiesto di ampliare il sito produttivo. Nella seduta del Consiglio Comunale che ha votato all'unanimità l'ordine del giorno che annuncia il massimo impegno nella difesa dello stabilimento Hydro di Feltre, stigmatizzando duramente le modalità con cui si è mossa l'azienda, spunta una richiesta al Comune di Feltre da parte della stessa azienda data 10 ottobre 2025 per una variante all'area che ospita il sito produttivo per trasformarla in zona edificabile in vista di un ampliamento della superficie produttiva. Quindi questa è la notizia che ha aperto l'edizione del Corriere delle Alpi. Diamo uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina prima di passare alla prima pagina del Gazzettino e lo vedete per chi ci sta guardando anche da Facebook o YouTube che il titolo a piena pagina è il seguente: crisi Hydro e ceramica, perché l'approfondimento ci porta anche a Borgo Valbelluna, sciopero, paura, appelli. Centinaia di posti di lavoro a rischio nel bellunese, 2 aziende sotto accusa, anche i sindacati davanti ai cancelli assieme ai dipendenti, picchetti con blocco delle produzioni a Feltre e Trichiana contro la chiusura e i tagli di personale. Sciopero e presidi davanti ad Hydro e Ceramica Dolomiti, a Feltre sindacati e lavoratori si sono schierati davanti ai cancelli dopo la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento a partire dal 2026. A Trichiana invece protesta per il piano industriale che prevede 80 esuberi e la chiusura di un forno, numeri davvero impressionanti per il territorio della provincia di Belluno. L'approfondimento di Curto e Dallanese lo abbiamo trovato a pagina 2, a pagina 3 e a pagina 5. Cesio Maggiore, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, articolo a firma di Gigi Sosso che troverete a pagina 25, caso Erostrato, 5 anni in appello ai 2 Acquini. E ancora braccio di ferro sul colle, articolo a firma di Alessia Forzin che troverete a pagina 21, Nevegala stoppa la seconda scuola di sci. La foto di copertina del Corriere delle Alpi, il CAI Belluno pronto a festeggiare, furono i nostri presidenti Rossi e Brovelli a individuare il percorso. Si parla dell'Alta Via numero 1 che compie 60 anni, nostra l'intuizione, un tratto della 7ª tappa dell'Alta Via numero 1 tra Palafavera e Rifugio Coldai. L'articolo di Ruffini lo troverete a pagina 22. Sanità bellunese, USL numero 1 Dolomiti, vaccinazioni a domicilio per gli over 65 disabili. Campagna vaccinale a rallentato ore, per questo motivo l'USL numero 1 organizza una task force per raggiungere le persone con difficoltà motorie al loro domicilio. La copertura nella popolazione over 65 si attesta al 38,3%, un dato basso ma in linea con i valori veneti. L'approfondimento a pagina 24. Sempre per quanto riguarda la sanità, il report di Agenas: negli ospedali del Veneto troppi pazienti non urgenti che si rivolgono all'ospedale. Il record nazionale spetta al Veneto, mentre all'USL di Belluno va il primato regionale degli accessi impropri di over 75. Emerge dalle anticipazioni dell'ultimo rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'articolo di Calzavara a pagina 13. Viabilità del Cadore in vista dei giochi, altro richiamo che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Varianti e rotonda, ultimi nodi. Problemi nella realizzazione della rotonda nord della variante di San Vito, procedono abbastanza spedite quelle di Valle di Tai. Ecco il punto in vista delle Olimpiadi. L'articolo di Micheli vi aspetta a pagina 31. E a proposito di Olimpiadi, il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 70 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ovviamente la notizia in primo piano con un titolo a piena pagina riguarda il lavoro nel territorio bellunese, lavoro a rischio, dilaga la protesta. Questo è il titolo a piena pagina del Gazzettino di Belluno. Tensione all'Hydro durante lo sciopero, impedito a chiunque di entrare in azienda, solidarietà dalla sindaca Viviana Fusaro. Presidio anche alla Ceramica Dolomite, a fronte delle perdite i dipendenti chiedono una soluzione condivisa per il rilancio. E vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la sindaca con gli operai della Hydro. L'approfondimento di Scarton lo troverete da pagina 2 a pagina 3.
E il Feltrino è in lutto, invece, muore a 58 anni dopo 2 fratelli uccisi dal tumore, malore fatale per Barbara Zasio, attiva nel mondo del volontariato sportivo. Se n'è andata in punta di piedi, nel sonno, all'improvviso. Barbara Zasio, 58 anni di Feltre, una morte che ha lasciato tutti senza parole e un grande vuoto nella famiglia già colpita da gravi lutti non tanto tempo fa e nel mondo dello sport e del volontariato feltrino di cui lei era parte integrante. Impiegata, Barbara aveva dovuto affrontare il grande dolore per la morte dei fratelli Maurizio e Luca, stando accanto con amorevole dedizione a mamma e Iole. L'approfondimento lo troverete a pagina 10, vediamo in questo scatto Barbara Zaio a Feltre con Lorenzo Giovannotti. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la foto di copertina ci porta in Cadore, incubo colonne dalle 6 del mattino fino alle 10. 2 tiri incastrati a valle, traffico nel caos in Cadore, la viabilità in tilt della Val Boite per effetto di un tir rimasto incastrato alla curva di Valle di Cadore e oggi l'amministratore delegato di ANAS Andrea Gemme salirà in Cadore per un sopralluogo alle varianti dell'Alemagna. L'articolo di Bolzonello e Tormen a pagina 11. Feltre sarà sistemato il percorso sul Monte Tomatico, gli eventi avversi e il passare degli anni hanno danneggiato la strada lungo il Monte Tomatico, un'arteria importante che viene utilizzata da coloro che hanno dei possedimenti e anche dai manutentori di antenne e ripetitori presenti sulla cima. L'amministrazione di Feltre ha trovato le risorse, quasi 125.000 euro per la manutenzione straordinaria di questa strada. Ieri sera il Consiglio il via libera all'intervento. L'approfondimento di Scarton a pagina 9. Federica Fant firma invece questo articolo che troverete a pagina 8. Belluno, il gruppo di Vignato all'attacco della Giunta. Oggi Palazzo Rosso discute il bilancio di previsione 2026-2028, ma i conti non convincono il gruppo Valore Comune dei consiglieri Vignato, Costa e Samaria, che snocciola tutte le sue perplessità. Sono stati tagliati 500.000 euro di spese sociali e ambientali, il fondo povertà è dimezzato da 60.000 a 30.000 euro, ridotti anche gli interventi per minori e famiglie bisognose. DMO il dopo Coleselli e Aguanno, Gal Prealpi, via Valentina Coleselli, dentro Matteo Aguanno, avvicendamento all'interno della DMO Dolomiti Bellunesi, un cambio al vertice della struttura tecnica disposto in tutta fretta per arrivare in tempo con gli eventi olimpici, ma un cambio che suona anche come bocciatura della governance, in particolare per la scarsa programmazione della partita olimpica, sulla quale la DMO non sembra essersi mossa con eccessi di zelo. Di fatto la DMO affiderà i servizi al Gal Prealpi Dolomiti, di cui Aguanno è direttore. L'approfondimento a pagina 5. Belluno, suolo e trasporti, l'ultimo appello della provincia, personale e risorse. La provincia torna a bussare a Venezia, lo fa all'indomani delle elezioni regionali. C'è un rischio concreto, impossibilità di gestire le frane e taglio dei chilometri del trasporto. L'approfondimento di Damiano Tormen a pagina 5. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dopo Colgallina, ecco San Pellegrino, Falcade Zoldo, da domani si scia quasi ovunque. L'articolo di Ciprian a pagina 13. Curling, preoccupante flop europeo della nazionale femminile, l'approfondimento di Dibona a pagina 14. E ancora Ospitale, vertice sui lupi in prefettura, deciso monitoraggio costante. Varata anche una campagna informativa che era stata invocata dagli animalisti della LAV e gli avvistamenti vanno subito segnalati. L'approfondimento di Giovanni Santin lo troverete a pagina 13. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.